Un dubbio in su Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per discutere tempos e modalità de modifica del su DPCM che pertocca su piano di approvvigionamento energetico della Sardegna necessario per tancare le centrali a carbone. Settioso a Samattessi Mesa, su ministro Gilberto Picchetto Frattin, sa presidente della regione Alessandra Todde e s'assessore regionale a Industria Emanuele Cani. Su ministro Frattin in Sant'Andria ha declarato che la Sardegna non ha un piano energetico e ha dato a ischire che di essere stata l'unica regione in Italia a mantenere aperto sordos impiantos a carbone presentese. Intre sostema de discutere vinza s'impugnazione del governo della legge regionale che definisce le aree idonee e non a ponere impianto di energia rinnovabile approvata dal Consiglio regionale in su mese Natale. In sinteria una proposta delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sviluppo sostenibile che pone più di 2,7 miliardi di euro per lo sviluppo della Sardegna, gai come previditi l'accordo firmato 28 de Sant'Andria che sa presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un altro passo ad innantis pro mezzorare la qualità della vita del cittadino sardo, annosa presidente Todde, sudinaria a essere destinato a interventos in chimbe settores prioritarios, ABBA, edilizia pubblica, viabilità, sanità e istruzione. In Sardegna sa scontierras politica non pare ne abrandande, anzi si sindannanghe natteras, sa coalizione regionale sun partiar supra sa prioridades de affrontare. Una è sa riforma della sanità. Sa presidente della regione, su PD, hanno fatto un accordo informale per l'approvare innanti della finanziaria, una decisione che ha trubuscato su campo largo. Uno scanto spedini plus tempus a provare un'analisi profonda del testo della riforma, preferendo che su provvedimento siter previdu dalla commissione competente, ateros propone ne discutere diretto sa finanziaria. L'unis 3 de vadius a presidente Todde a fa vedere in aula desa decadenza e diretta pustis a facere un addobbio PD pro discutere desa prioridades politicas desa regione. Un altro fronte de polemica se sta aperto in intro de su partito progressista, uves assessori a agricoltura e tesorieri de su partito Gianfranco Satta se lamentao pro una scantar decisione spiccata senza considerare in nuda sos organos direttivos. Prusa notu si sepperu de su candidato prosas amministrativas de Nugoro. Satta ha criticato la gestione unilaterale di uno scanto si seperos politicos declarande si seperu meu bocatapizzu nu malichinzu cun partiu da emedasa chi non si riconosce ne prusu in questa linea politica. Paragula schiva che ne pensare chi noi stentata a si che sire de su partiu. In su centrodestra la situazione non è schisiata meda menzus. Su deputato e segretario regionale de Forza Italia Pietro Pittalis ha convocato questo portaidie un addobbio pro discutere desa prioridades politicas desa coalizione e desa elezioni amministrativas de verano, un addobbio che ha spantausos alleaus a cominciare da Fratelli d'Italia. Sa schidas inveniente dunque sana essere fondamentale per la politica regionale sarda, che in addobbio sconfrontos e dolore de matta che di un po' destorrare a definire esas alleanzias pro las elezioni amministrativas e in prospettiva cussa regionales. A postir de belle 2 anni de cantieri, su primo tretto de Ruga Roma che sta cabau. Sa chi de piatessere un'opera de consignare in un anno de traballo, so gli cittadinos la podene travicare dai pratta in grau a Ruga de Mille. Medas os castedaios chi in sa die desinaugurazione hanno passizzao contentos, ma bindai a medas pacco convintos puru, a ponere in duda una spezie area dedicata a soriocos e su pacco trettu virde per finza sa viabilità de chi galo non si comprende bene. A essere in duda finza su sindico Massimo Zedda, chi non cuba sa scritticasa, ma su cantieri non che sta cabau, de l'unisos traballos si cana tramudare a su tretti inveniente, su chi dai Ruga de Mille arribata a largo Carlo Felice e a essere un intervento galo plus peleoso ca in quesa cattana sormuror desa zittade antica.
Einstein Telescope est infrastruttura de circa plus importante a livello globale pro studio de sas ondas gravitazionales chi vi è su sito de sos senatos in Lubula candidau in concorrenzia in sa regione de Limburgo intre Belgio, Germania e Olanda. De sas conseguenzias socio-economicas ligadas a s'infrastruttura l'ANAV vedau eri portaidie in bitti, in sintesi di un addobbio aperto a sa cittadinanza. All'organizzare su Crenos, su centro de circas economica nord-sud de sas universidades de Castello e Tattari. Un momento de confronto che ha riunito tutti os promotores e sos soggetti interessados dal Istituto Nazionale de Fisica Nucleare a sa regione, dai sos amministradores locales a sos cittadinos, in s'ambito de su processo pros ammaniare a collire s'infrastruttura. S'Europa di per decidere sa sede entro su 2025 e non è nau che su progetto lo dividano entre Sardegna e Limburgo. Sa Torres, terza in classifica a pustir de su punto Balanzao in su campo de su Pineto, deve tabarrare concentrata ca domenica tagliocare in su Vannisanna, sa strerde portaidie che in su sestri Levante, penultima che in de che 8 puntos. So stata resor deppe ne valare in campo che in si spiritu giusto e poi nel fatto a sa Virtus Entella prima in classifica a 7 puntos de distanza. Si squadra allenata da Alfonso Greco este in condizione psicofisica carbonas, ma sa partia de domenica non ha essere facile, casus estri in Tattari si chiede balanzare sos puntos necessarios per si salvare. In questa ora sa società è spuntando su centrocampista tattaresu Michele Carboni, proprietà de su Castello che come sta in prestito a sa Ternana e si sia attaccare sa trattativa di essere un arrivo importante per uscire bene si stagione.